tra i candidati a sindaco per Cogorno. Il candidato numero 1 è Laura Bacchella, nata a Genova il 5 agosto 1957, è laureata in medicina e svolge attività come medico di medicina generale. Separata, le sue passioni sono la politica, la lettura, il giardinaggio. È stata 10 anni in consiglio comunale a Lavagna durante la giunta Vaccarezza come capogruppo di Uniti per Lavagna e assessore all'urbanistica e protezione civile. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco a Cogorno, sostenuta dalla lista Cogorno Democratica Partecipativa. Quali sono le linee guida del suo programma elettorale? Prima di tutto noi poniamo l'accento su legalità e trasparenza, perché riteniamo che l'azione dell'amministrazione debba essere il più possibile trasparente, più vicina possibile ai cittadini. I cittadini devono partecipare alle decisioni importanti dell'amministrazione. Io amo dire che il Comune dovrebbe avere le pareti di cristallo perché tutti possano vedere cosa succede dentro. E poi la legalità. Purtroppo abbiamo vissuto indirettamente nel comune vicino a noi, parlo del comune di Lavagna, ciò che è successo, ma il fatto che sia successo a Lavagna non vuol dire che non possa succedere anche da noi, quindi non bisogna mai abbassare la guardia sotto questo aspetto. L'altro grande tema è l'ambiente e la difesa del territorio. Noi riteniamo che l'ambiente vada tutelato sotto tanti punti di vista, quello delle energie alternative, quello della viabilità alternative, della mobilità alternativa, quello della difesa del territorio inteso come recupero dell'esistente e non ulteriore cementificazione. Cemento a Cogorno ce n'è già fin troppo, quindi bisogna orientarsi sul recupero di ciò che c'è, non creare nuove edificazioni. L'altro grande tema è sicuramente la difesa del Lungentella. Noi riteniamo che il Lungentella debba essere il polmone verde della città, debba rimanere un'oasi di verde, va sviluppata una pista ciclabile che possibilmente si colleghi anche con l'interno del paese e va anche attrezzato il Lungentella con chioschi, aree di sosta, cioè creare un percorso di tipo ambientalista. E poi il sociale che deve essere inteso come in maniera un pochino diversa, non deve essere soltanto assistenza, ma deve essere messa in opera di qualcosa che vada incontro ai cittadini. A questo proposito le rivolgo una domanda proprio in campo sociale. Che tipo di interventi prevede per la scuola, il sostegno alle famiglie, per contrastare il fenomeno della denatalità? E gli anziani sono un peso o una risorsa? Gli anziani sono sicuramente una risorsa, sono la memoria storica della nostra comunità, quindi vanno aiutati e vanno sostenuti con strutture o con occasioni di incontro. A me piacerebbe avere la possibilità di creare uno scambio tra giovani e anziani, perché i giovani rappresentano il futuro, ma non c'è futuro se non c'è memoria storica del passato. Per quanto riguarda gli altri argomenti, noi, come dicevo, intendiamo i servizi sociali non come assistenza, ma come occasione anche di riscatto. Noi crediamo che il Comune debba andare a cercare quelle persone che sono in condizioni di necessità, perché sono quelle che più si nascondono. Purtroppo esistono i professionisti del chiedere a discapito di chi poi invece ha veramente bisogno. Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, tutto ciò che si può fare e che il bilancio comunale permetterà di fare, si farà in termini di asilo nido, di scuola materna, di tariffe della scuola materna e dell'asilo nido, compatibilmente con le esigenze del bilancio. Uno dei temi più sentiti è la viabilità che attraversa il Comune. Quali interventi pensa di poter realizzare per migliorare il traffico cittadino? Noi siamo da sempre sostenitori della necessità di fare delle rotonde, almeno 3 rotonde,
per snellire il traffico, ma non è l'unica soluzione. Cioè, le rotonde sono indispensabili per fluidificare il traffico, per evitare gli intasamenti. Non è l'unica soluzione però. Occorre anche mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali, occorre creare delle zone 30, cioè traffico a velocità limitata, per creare proprio anche delle zone più vivibili per la città, perché Cogorno ha un grosso problema, non ha una piazza, non ha un luogo dove potersi ritrovare, potersi incontrare, e allora ce lo dobbiamo inventare. Le rotonde sono indispensabili. Noi vorrei sottolineare che non è una cosa che è venuta fuori in campagna elettorale. Partecipativa dal 2017 ha presentato documenti in Consiglio Comunale per l'istituzione delle rotonde. La risposta è sempre stata che gli organi sovracomunali non le fanno fare. Vorremmo verificare questa affermazione. Ed è addirittura d'arrivo il nuovo piano regolatore. Quali tipi di interventi per la tutela ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, il mantenimento e l'incremento delle infrastrutture? Partiamo subito dall'incremento o mantenimento delle infrastrutture. Si vuol far passare il messaggio che una viabilità alternativa sul lungo Entella creerebbe uno sgravio del traffico sulla strada provinciale. Non è solo questa la soluzione, sulla strada provinciale bisognerà trovare delle soluzioni perché ormai è invivibile, ma non è la strada sul lungo Entella la soluzione. Ci possono essere soluzioni alternative affrontate con i comuni vicini, perché la viabilità non può essere un argomento comunale, deve essere un argomento che si affronta comprensorialmente con i comuni vicini. Le soluzioni ci possono essere, vanno verificate, e comunque tengo a sottolineare che la strada sul lungo Entella non risolve dopodomani il problema. Chi fa credere che quella è la soluzione è una soluzione che, se va bene, potrà esserci fra 10 anni, perché comunque le opere vanno finanziate, progettate, e quindi non è una soluzione attuale, mentre altre soluzioni di viabilità possono essere più attuali, più immediate. Sul fronte della raccolta rifiuti si sta definendo un progetto intercomunale. Che cosa intende fare se è eletto sindaco? Sicuramente bisogna andare nell'ottica, anche qui, ripeto, alcune tematiche vanno affrontate in modo comprensoriale. Quella della raccolta dei rifiuti è una di queste, perché non è possibile che ogni comune raccolga e differenzi i rifiuti in modo diverso, e poi comunque io penso che un appalto che comprenda più comuni è sicuramente più vantaggioso, quindi io sono sicuramente favorevole a una soluzione di tipo sovracomunale. Il candidato numero 2 è Gino Garibaldi. Nato nel 7 aprile 1949, ha conseguito il diploma professionale, è sposato, ha 2 figli e un nipote ed è attualmente in pensione. Nel tempo libero si dedica all'agricoltura, in particolare alla cura degli ulivi. È stato sindaco a Cogorno dal 1995 al 2004. Dal 2005 al 2015 è stato consigliere regionale per Forza Italia e PDL. Attualmente consigliere comunale in carica. La lista che lo appoggia alle amministrative 2019 si chiama Rinnovamento per Cogorno. Quali sono le linee guida del suo programma elettorale? Ma le linee guida del nostro programma elettorale sono divise persona e territorio, diciamo, come linea di massima, però alla base di tutto c'è l'attenzione alla persona che vive questo nostro territorio, e pertanto attenzione ai bisogni quotidiani, che sono quelli che le persone vedono, che sono quelli più difficili, e attenzione naturalmente alla programmazione e alla progettazione di creare un territorio che sia a misura d'uomo. Quando si parla di territorio a misura d'uomo si parla di un territorio che deve rispondere alle esigenze che sono le principali, viabilità e quant'altro, ma anche le esigenze e la sicurezza intesa come sicurezza davvero, come sicurezza anche sulla viabilità, sulle infrastrutture e quant'altro. L'impegno nostro è proprio questo qua, persona e territorio.
tanti punti del programma. In campo sociale, che tipo di interventi prevede per la scuola, il sostegno alle famiglie per sostenere il fenomeno della natalità? E poi sugli anziani, sono più un peso o una risorsa per il Comune? Questo è un tema importante che ha contraddistinto già questo passato ciclo amministrativo. È giusto dire che io provengo da un ciclo amministrativo che ne sono orgoglioso, tant'è vero che la squadra, la vecchia squadra si è riproposta in toto, vuol dire che questo anno le carte in regola, abbiamo le carte in regola per poterci presentare alla cittadinanza. Dicevo che appunto l'aspetto sociale legato alla famiglia, agli anziani e ai giovani è stato l'impegno di questo ciclo amministrativo e noi lo vogliamo potenziare. A giorni andremo nelle famiglie col nostro programma, anche un po' scritto lungo, ci abbiamo dedicato tanto tempo perché l'abbiamo voluto fare proprio attentamente con tutti, la partecipazione, e poi abbiamo una ricchezza che è uscito un assessore che ha lavorato parecchio in questo settore e pertanto ci dà delle risposte. Pertanto gli anziani per noi sono una ricchezza, come una ricchezza sono i giovani, come noi abbiamo impostato da sempre un problema legato alle scuole, pertanto alla crescita, alla formazione, attenzione alla struttura ma anche attenzione ai progetti per le scuole, collaborazione con le scuole e con le istituzioni scolastiche, sia pubbliche che anche paritarie. Noi abbiamo una ricchezza che sono le scuole materne paritarie, nel nostro territorio abbiamo 2 sezioni pubbliche, però abbiamo riconosciuto sempre, da sempre, siamo stati il comune di Cogorno da sempre ed è stato il primo comune che ha riconosciuto la convenzione, pertanto l'ha creato la sezione paritaria che poi la regione l'ha messa a sistema. Pertanto attenzione agli anziani perché sono una ricchezza, perché sono la nostra storia, sono la nostra punto di riferimento perché sono quelle persone che hanno bisogno di più attenzione e possono dare quello che è la loro esperienza, e i giovani perché dobbiamo credere nel futuro, pertanto impostazione sui giovani. Noi abbiamo anche in partenza anche una struttura nuova che è la struttura cosiddetta da 0 a 6 anni, pertanto anche un progetto su cui noi ci stiamo lavorando, siamo in una graduatoria, abbiamo vinto un concorso con l'INAIL, però siamo anche nella graduatoria con la regione. L'impegno con i giovani, con i ragazzi e con i giovani è importante. Sui giovani vorremmo proprio in questo ciclo amministrativo dedicare molta più attenzione con lo sportello Informa Giovani, noi vogliamo portare l'Informa Giovani a Cogorno e pertanto molta attenzione a questo aspetto, davvero, noi ripeto con l'aiuto di tutto. Poi noi abbiamo dato anche un passaggio che sembra una sciocchezza, però abbiamo in questo momento che la politica è difficile farla, perché purtroppo, lo dico con molta, i partiti si sono un po' persi, nel senso quelli che facevano la formazione delle persone, perché nella politica bisognerebbe non dire mai io, bisognerebbe dire noi, sempre, e sapere che tutti dobbiamo avere delle idee e però dobbiamo mettere a confronto, tant'è vero che noi ci siamo chiamati rinnovamento proprio per questo, perché se uno non è capace di rinnovarsi, anche se invecchia, ma deve essere capace di rinnovarsi, sono 2 cose completamente diverse. E dicevo che noi vogliamo fare proprio un punto anche nostro di incontro, una sede politica intesa come formazione anche delle persone che si vogliono avvicinare a questo mondo, perché riteniamo che sia importante l'impegno politico, l'impegno nel sociale, ma l'impegno nell'amministrazione è un impegno di quelli che quando ero ragazzo, quando mi sono formato da giovane, tra le cose che potevo fare, un sacerdote mi ha detto: ma guarda, ci sono tante cose che si possono fare dopo il lavoro e dopo mantenere la famiglia, c'è l'impegno nel sociale può essere tramite anche la politica, l'impegno politico. Io ho aderito a questo messaggio, pertanto la politica intesa come tale è il lavoro, lavorare, impegnarsi per il bene futuro e per il bene comune che lancia la nostra comunità nel futuro. Uno dei temi più sentiti per la vita del Comune è la viabilità, le strade che attraversano proprio il territorio. Quali interventi pensa di poter realizzare per migliorare il traffico cittadino? Questo è un passaggio molto delicato, nel senso che l'attenzione e chi si prepara ad amministrare il Comune di Cogorno, visto che poi siamo degli amministratori, non dobbiamo lavorare su degli slogan, perché gli slogan poi non si realizzano. Noi dobbiamo lavorare con dei concetti e noi da sempre questa amministrazione ha lavorato e ha tentato di risolvere questo problema in collaborazione, in sinergia con gli altri comuni. Voi sapete che sono stati portati avanti progetti comprensoriali con grandi difficoltà, però ritornando su Cogorno, noi dopo aver fatto fare, proprio perché ce l'ha chiesto la città metropolitana, che è la proprietaria, diciamo, del Fondo Valle, poi possiamo lavorare parlare anche
delle infrastrutture collinari, che anche viabilità quello, ok? E apro e chiudo una parentesi, che sulla SP33, che è sulla SP34, scusate, che è il collegamento collinare, su quello verranno fatti degli interventi, però c'è una collaborazione con la città metropolitana, verranno fatti degli interventi sulla messa in sicurezza. Lo dico prima perché poi magari con Fondo Vale mi perdo, nel senso che noi però ci siamo impegnati, d'accordo con la città metropolitana, che è la proprietaria dell'SP33, a fare uno studio, dopo aver lavorato, dopo aver discusso parecchio tempo, e nel passato noi abbiamo, e in questi giorni lo esamineremo con più attenzione, uno studio di fattibilità, per quanto riguarda uno studio proprio di viabilità, di flussi e di quant'altro. Comunque, per arrivare al punto, noi cosa abbiamo ottenuto con la città metropolitana? Di fare una prima rotonda sul ponte di Caperana e poi adeguare tutti i sistemi che in questo momento ci sono, allegandoci anche al fatto che ci sarà la rotonda all'uscita dell'autostrada. Dopodiché siamo pronti e stiamo cercando di valutare tutte le altre soluzioni possibili e immaginabili, senza escludere altre rotonde. Però non diciamo 3-4 rotonde, io potrei dire 7, che è il numero perfetto, okay? Magari poi le riesco a fare, perché basta fare un punto dove poi girare, le chiamano rotonde, ma la rotonda è un'altra cosa, se la vogliamo intendere come tale. Pertanto noi vogliamo in questo momento lavorare con questo progetto, la rotonda subito invece sì, qui sul ponte di Caperana, il collegamento lì, dove va a innestare, va a regolamentare anche l'innesto sull'SP34, dove va a regolamentare anche l'innesto e il lavoro e l'uscita del villaggio e della Vasco, che sono punti nevralgici, e poi sull'altro aspetti sinergia con la regione, con la città metropolitana, per arrivare a vedere quale altra situazione, quale altra soluzione si può trovare, senza escludere eventuali altre possibili rotonde. Da Grinaldi dicevo che noi abbiamo proprio come impegno quello di mettere in sicurezza, perché grazie all'eredità dei nostri anziani, dei nostri vecchi, ci hanno dato tante strade, però fatte con la ruspa, e poi si facevano come si facevano. Noi dobbiamo pertanto continuare a lavorare su questa operazione di mettere in sicurezza, e poi l'impegno è quello di farne qualcuna nuova, ma collegare, pertanto dare uno sbocco a tutte le strade che abbiamo, perché nella collina spesso e volentieri le strade senza sbocco danno determinati problemi di garanzia di sicurezza, pertanto completamento anche degli sbocchi e dei collegamenti. È addirittura d'arrivo il piano regolatore. Quali tipi di intervento per la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il mantenimento e l'incremento eventuale delle infrastrutture? Noi il piano regolatore ha finito la prima fase, pertanto abbiamo già avuto la prima ok dalla Regione Liguria per quanto riguarda tutti gli enti e per quanto riguarda lo studio di base di fattibilità. Noi ci stiamo lavorando, e l'impegno principale intanto ce lo siamo fatti in casa con l'aiuto di tanti esperti, ma coordinato in casa, pertanto dopo aver coinvolto tutta la cittadinanza. Mira certamente alla messa in sicurezza, pertanto al controllo dei rivi e pertanto alla messa tutto, essere a conoscenza, pertanto noi stiamo facendo tutte le analisi possibili del nostro settore per poter intervenire con sistematicità, pertanto questo. Lanciare qualche possibilità anche di arredo e pertanto di sistemazione, di creare sempre più una città vivibile, e nella zona per quanto riguarda altre infrastrutture noi pensiamo che per noi, all'interno della nostra città, del nostro comune, possiamo fare le nostre, però la viabilità del collegamento costa-terra deve essere fatta a livello comprensoriale. Sul fronte invece della raccolta rifiuti si sta portando avanti il progetto intercomunale, che cosa intende fare se eletto sindaco? Noi intanto portiamo avanti questo discorso, anche se noi abbiamo tentato e saremo sempre pronti, e sono di quelli che cercherò di far capire che non dobbiamo allargare troppo, ma dobbiamo mantenere quelli che sono gli ambiti e i bacini nostri, che noi siamo legati al bacino della Fontana Buona, dove abbiamo da sempre lavorato. Pertanto noi porteremo avanti questo tipo di impegno, di mantenere questo tipo di consorzio, o comunque questo tipo di assetto territoriale. E poi noi vogliamo puntare certamente su più pulizia, naturalmente la raccolta differenziata con qualche sistema diverso sulla collina, perché laddove ci sono i bidoni c'è sempre il problema di non raccolta differenziata. Il candidato numero 3 è Aldo Perfler, nato a Chiavari il 27 luglio 1953 e sposato, ha un figlio, laureato in scienze motorie e insegnante in pensione. È stato vicepreside per molti anni dell'attuale liceo artistico e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Cogorno. Al momento ricopre il ruolo di consulente del settore scuola nella CISL. Nel tempo libero la sua passione principale è lo sport, in particolare la vela e la canoa. E alla sua prima esperienza politica si candida a sindaco sostenuto dalla lista Avanti Cogorno. Quali sono le linee del programma elettorale? Abbiamo una linea principale, che è quella del dialogo. Il dialogo con i cittadini
e la trasparenza degli atti condivisi con loro e delle risorse anche del Comune che ha a disposizione per risolvere tutte le questioni che abbiamo nel nostro piccolo cittadino. In campo sociale che tipo di interventi prevede per la scuola, il sostegno alle famiglie, per contrastare il fenomeno della natalità e poi uno sguardo anche agli anziani? Sono più una risorsa o sono un peso per la società? Sì, noi abbiamo condiviso la nostra visione sociale con il Forum delle Famiglie e quindi abbiamo una massima attenzione alle famiglie e al sociale. Noi vogliamo aiutare le famiglie bisognose, ma non soltanto quelle bisognose per necessità, ma bisognose per l'assistenza anche agli anziani e l'assistenza anche ai figli, quindi un'assistenza per la scuola, con i bambini piccolini e successivamente agli anziani per poterli collocare e farli dialogare nuovamente tra loro, perché ora sono isolati, non hanno un punto di ritrovo, non hanno un punto dove poter avere coesione sociale e scambiarsi le proprie idee, farsi compagnia, scambiare le proprie esperienze e poi poterle trasmettere ai giovani, perché l'esperienza dell'anziano è una ricchezza per il giovane, quindi dobbiamo trovare un luogo dove ci si possa ritrovare per poter creare quella che chiamiamo, una parola semplice, comunità. Uno dei temi più sentiti è la viabilità, il tema della viabilità che attraversa il Comune. Quali interventi pensa di poter realizzare per migliorare il traffico cittadino? Beh, questo è stato il mio cavallo di battaglia già dal primo giorno, in cui abbiamo deciso di presentarci a queste amministrative. Le 3 rotonde. Noi vogliamo ridare nuovamente snellezza al traffico cittadino, togliendo questi semafori che impediscono e che creano grosse problematiche, sia a livello ambientale, quindi acustico e anche da tutti quanti gli scarichi di scappamento delle automobili, che a livello proprio di impedimento della movimentazione, perché si creano code che arrivano fino a Lavagna, fino ai comuni vicini, e si creano poi successivamente anche delle difficoltà di ordine proprio a livello di traffico, perché ci sono incidenti, avvengono e quindi dobbiamo risolvere questa problematica. Le 3 rotonde sono fondamentali. Altri interventi per le frazioni, per la viabilità comunque del territorio? Sì, ovviamente non sono soltanto le 3 rotonde, sono anche da rivedere quello che è il traffico urbano ma anche quello collinare, quindi da rivedere tutta quella che è la parte dell'illuminazione sulla parte collinare e anche della sicurezza stradaria, perché ci sono taglie alberi pericolanti, esistono delle zone di strade dove non esistono neppure i guardrail e quindi lì bisogna cercare di difenderci e dare sicurezza ai cittadini che percorrono le strade di notte e anche al buio e con strade poco illuminate. E addirittura d'arrivo il nuovo piano regolatore. Quali tipi di interventi ha in mente per la tutela dell'ambiente, la prevenzione del dissesto idrogeologico, il mantenimento o l'incremento eventuale delle infrastrutture? Sì, dobbiamo rivedere il nuovo piano regolatore. Rivederlo perché Cogorno deve smettere di crescere sul territorio, ma deve rivalutare le proprie abitazioni e le proprie strutture esistenti. Dobbiamo rivedere nuovamente la ricanalizzazione delle acque, è stato costruito senza ricanalizzare le acque. Dobbiamo rivedere gli scarichi fognari perché sono ancora obsoleti e quindi non pertinenti a queste nuove esigenze che si sono create negli ultimi anni. Dobbiamo difendere l'ambiente. Precedenza all'ambiente è la nostra parola d'ordine. Abbiamo firmato per fermare la ricostruzione della diga per figli ultimamente e perché crediamo nell'ambiente, crediamo che la forza di Cogorno sia proprio
l'apertura al turismo e alla conoscenza della nostra parte geografica. Noi non siamo situati sul mare, siamo situati leggermente all'interno e abbiamo dei valori grandissimi, che è il lungo Entella, che va sfruttato per tutto quello che può dare, creando dei momenti, delle aree di gioco, creando delle aree dove, di insicurezza, dove gli anziani si possono ritrovare per giocare a bocce e i bambini per giocare tra di loro senza avere problematiche, avere un'area anche per i cani dove poter riuscire a sgambettare senza difficoltà, quindi bene recintata e controllata anche da telecamere, perché deve essere anche controllata tutta quanta e difesa la nostra area anche con un controllo visivo. Poi dobbiamo controllare tutta quanta la nostra collina. Noi abbiamo una collina meravigliosa che non è sfruttata e non è regolamentata. Abbiamo una prima parte che è il sentiero dell'Ardesia, ma è in stato di abbandono e vogliamo a questo punto creare che cosa? Creare quel collegamento naturale dal paese alla collina, creando questi sentieri che si possono sfruttare sia a livello escursionistico, di outdoor come si dice oggi, che attraverso anche il mountain bike, attraverso le biciclette e collegarci direttamente anche fino a Sestri Levante. Creando che cosa? Creando delle aree di sosta o delle aree dove poter eventualmente farsi anche da mangiare, come si fa in Trentino, come si fanno nelle altre regioni. Diciamo sempre che bello qua, beh, lo possiamo fare anche noi, possiamo anche noi crearci queste aree, possiamo anche noi creare questi ambienti sani, puliti e controllati. Sul fronte della raccolta rifiuti si sta definendo un progetto intercomunale di gestione appunto della raccolta. Che cosa intende fare se è eletto sindaco? Innanzitutto dobbiamo rivedere la raccolta differenziata, ma non nella sua esecuzione, no? Ma proprio nella verifica che quello che viene buttato, diciamo così, e nei diversi contenitori sia verificato che è effettivamente così. Quindi dobbiamo monitorare anche questa parte, perché abbiamo visto tante parti, specialmente Cogorno Alta e in alcune zone di San Salvatore, a Panese soprattutto, dove ci sono delle zone che ci sono materassi abbandonati, televisori, lavatrici, basta fare un giro e questo lo si vede appositamente. Allora dobbiamo fare che cosa? Dobbiamo anche qui controllare attraverso telecamere e dare a questo punto una differenziazione, no? Tra i cittadini. C'è il cittadino che fa per bene la raccolta differenziata, c'è il cittadino che invece non la segue. Benissimo, allora perché? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premiare questo cittadino virtuoso, no? Allora, premiamo il cittadino virtuoso e invece controlliamo e sanzioniamo il cittadino invece che non lo è. Ma per una questione proprio di civiltà, una questione di noi italiani purtroppo siamo così, non sappiamo fare le cose per bene se non siamo controllati su certe situazioni, no? Lo dico così anche contro certi tipi di sfavori, ma questo è il bisogno, dobbiamo fare questo, controllarlo. Rimangono 39 secondi del tempo a sua disposizione, ci sono altre cose che vuole aggiungere ai punti che ha toccato finora? Sì. Come ultima cosa, ma non ultima, è l'istituzione di una Proloco. Una Proloco vogliamo che promuova tutti gli eventi e le attività della nostra cittadina, quindi eventi sportivi, eventi culturali, eventi enogastronomici, eventi musicali, per rendere e ridare forza e dare senso nuovamente di comunità a Cogorno. L'ultima domanda è un appello al voto. Perché gli elettori di Cogorno dovrebbero scegliere lei come sindaco?
Io credo che Cogorno abbia diritto ad avere un'alternativa. Da troppi anni il governo della città è in mano sempre alle stesse persone. Io non discuto la validità delle persone. Io sono una ferma sostenitrice dell'alternanza, perché dall'alternanza possono venire idee nuove, stimoli nuovi, e quello che forse in questi anni è mancato a Cogorno. Io abito a Cogorno da alcuni anni e vedo che la città è sempre uguale a se stessa. È ora di avere la possibilità di una svolta, e credo che quella possibilità la possiamo offrire noi, perché abbiamo una squadra competente, una squadra valida, motivata e con il giusto entusiasmo. Siamo all'appello al voto. Perché gli elettori di Cogorno, i cittadini di Cogorno dovrebbero scegliere lei come sindaco? Ma intanto perché ho di dietro una squadra di persone che sono tutte disponibili, pronte e preparate a gestire questo territorio, ad amministrare questo territorio con un'esperienza, con rinnovato impegno e pertanto pronti ad amministrare. Per quanto riguarda il candidato sindaco che sarei io, penso che ai cittadini di Cogorno chiedo soltanto di darmi la fiducia per poter completare le cose e portare avanti le cose e l'attenzione che ho sempre avuto all'amministrazione pubblica, in modo particolare alla mia terra, al mio comune, che è il comune di Cogorno. Pertanto votarmi vuol dire mettermi di fronte a determinati problemi che certamente vorremmo risolvere, tipo la sicurezza, la viabilità, le infrastrutture, i giovani, gli anziani, e tutte queste cose le faremo con impegno costante e quotidiano. Tutti sanno che la mia squadra e il sottoscritto sono reperibili sempre, 24 ore su 24, perché l'attenzione al territorio deve essere sempre il primo punto per uno che sceglie di questo impegno, quello di dedicarsi all'amministrazione, perché lavorare per il futuro vuol dire lavorare per il bene comune. Siamo all'appello al voto. Perché gli elettori di Cogorno dovrebbero sceglierla come futuro sindaco? Sì, il nostro motto è chiari, concreti e certo. Quello che abbiamo scritto sul nostro programma lo porteremo ad atto, a compimento, partendo dalle 3 rotonde, partendo successivamente dalla viabilità interna e successivamente ancora dall'illuminazione e dalla difesa del territorio, con sorveglianza attraverso le telecamere. Lo sport e l'ambiente vanno tutt'uno, perché devono essere incrementate. Per fare tutto quanto questo mi avvalgo di un gruppo di persone competenti e sensibili a queste tematiche, ed è per questo che vi chiedo di votarci e darci fiducia.